Cosa c'è di più bello che farsi un orto in casa? Allora, se avete problemi di schiena e qualche annetto, guardate un po' che meraviglia, è l'orto a portata di mano. Ma noi non abbiamo molto tempo da perdere, vi abbiamo dato un'idea, abbiamo tante cose da farvi vedere in questa puntata, dunque in linea alla regia, sigla e poi Verde Nord-Est può iniziare. Io faccio un pensierino all'orto. Preoccupa la situazione idrica in Veneto, soprattutto per le risorse destinate all'agricoltura. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Dario Bond. È un problema che dai dati che abbiamo va a trovare il suo picco intorno al 20 di luglio. Adesso l'Adige ha parecchia acqua derivata dal fatto che ci sono dei temporali forti durante il giorno in montagna. Il Piave non ha grandi quantità di acqua, ma quello che mi preoccupa è tutto l'asta del Po, perché domani ci sarà l'autorità di bacino del Po in quel di Rovigo, perché lì fondamentalmente noi siamo a valle di soggetti che prelevano in grandi quantità e lì il calo lo si vede e lo si tocca con mano. Non è che ci siano tante soluzioni in questo momento, bisogna però avere il coraggio di decidere sia a livello di nazione sia a livello di regione dove investire per fare dei bacini di accumulo, perché questo problema si riproporrà nel tempo, lo abbiamo già visto 2 anni fa, 3 anni fa, ma lo vedremo e lo continueremo a toccare anche nei prossimi anni. Poi attenzione, c'è tutta una serie di questioni che io mi assumo la responsabilità. Abbiamo gli invasi montani, quindi praticamente i bacini che producono energia che in parte anche sono di proprietà dei consorzi di bonifica che sono pieni di ghiaia, che sono pieni di sabbia. In alcuni casi è impossibile fare uno svuotamento, perché si creerebbero dei danni ambientali incredibili. In alcuni altri casi si potrebbe fare. Ecco, lì bisogna intervenire e bisogna collaborare con Enel e lavorare con loro e con i nostri uffici e anche con gli uffici dei comuni in generale, perché lì dobbiamo in qualche maniera almeno lì cercare di creare volume per accumulare acqua, perché non c'è altro meccanismo. Ai nostri microfoni Alex Vantini, interrogato sul problema annoso di questi giorni della siccità. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Stiamo monitorando costantemente la situazione perché la preoccupazione è molto alta. Abbiamo visto che la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza per quanto riguarda la siccità. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo osservatorio per quanto riguarda il fiume Po e quindi stiamo monitorando. Chiaramente le alte temperature non aiutano perché i prelievi per irrigazione sono importanti, di conseguenza dobbiamo sperare che continui a piovere quantomeno nell'arco alpino e quindi che dia un po' di ricarica a quelli che sono le principali vene e corsi d'acqua della Regione Veneto. Ormai dobbiamo abituarci a questo clima e quindi grandi periodi di siccità, grandi momenti di burrasca tempestosi che provocano danni alle coltivazioni, ovviamente perché l'atmosfera si carica di energia. Quello che dobbiamo fare è infrastrutturare il territorio, come diciamo sempre, quindi abbiamo bisogno di calare a terra delle risorse che ci permettano di contenere la risorsa acqua per far fronte ai periodi di siccità e d'altro canto iniziare un percorso anche di risparmio irriguo nelle aziende agricole per le coltivazioni. Sono stati presentati 90 progetti di invasi a livello Veneto, poi che sono stati accolti diciamo dalla Regione. Alcuni di questi sono stati realizzati, poco più di una decina. Ovviamente, come dicevo prima, servono importanti risorse per mettere a terra tutta questa serie di investimenti. Parliamo di circa 1 miliardo di risorse, che è quindi l'intera dotazione annuale di quello che è un piano nazionale degli invasi solo per la Regione Veneto. Dobbiamo costantemente
costantemente come consorzio di bonifica presentare dei progetti all'interno delle graduatorie sperando che poi possano essere accolti. Certo è che chiaramente è importante infrastrutturare il territorio per far fronte a un clima che cambia e devo dire in maniera sempre più veloce. Ci sono state delle priorità più importanti sicuramente in altri territori. Da lì in poi è partita sicuramente maggiore attenzione nei confronti della siccità, della questione idrica, però servirebbe veramente un grande piano Marshall probabilmente a livello nazionale, anche molto più semplice, perché oggi i progetti che presentano i consorzi, poi il consorzio comunque lavori nel settore idrico dell'irrigazione, dura anni di istruttoria e ci vuole anni prima che effettivamente i soldi vengano calati a terra sul territorio. E invece credo che i consorzi di bonifica hanno dimostrato la grande capacità di realizzare anche opere in tempi stretti, tant'è che siamo stati tutti all'interno di quelle che erano le scadenze imposte dal PNRR e ricordo il sistema della bonifica ha speso il 100% delle risorse che erano state assegnate. Sono stati fatti diversi interventi a livello nazionale per quanto riguarda il Veneto, tante opere non prevedevano la realizzazione di invasi, il PNRR, ma tante altre appunto investimenti per il risparmio irriguo, tipo le cosiddette conversioni irrigue, che è vero che non sono degli invasi, ma comunque permettono di risparmiare gran parte della risorsa e in alcuni casi fino al 60%, oltre che anche produrre energia, perché ci sono consorzi appunto che hanno realizzato anche centrali idroelettriche. Il Monte Grappa si prepara a diventare cuore pulsante e la capitale italiana del formaggio ad alta quota. Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio la splendida e suggestiva cornice di Malga Campo Croce ospiterà la 30ª edizione della rassegna dei formaggi del Monte Grappa. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi e storici dell'estate veneta, un traguardo importante, interamente firmato e promosso da APROLAV, l'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto. Questa manifestazione non è solo una vetrina commerciale, ma un vero e proprio tributo a un ecosistema unico e al lavoro instancabile dei custodi della montagna. Il ricco programma di 3 giorni prenderà il via ufficialmente venerdì 24 luglio. La giornata di apertura metterà al centro la cultura e il dibattito istituzionale, con l'importante convegno intitolato La civiltà della Malga, a cui ha dato un fondamentale contributo Veneto Agricoltura. Questo appuntamento offrirà un momento di riflessione profonda e condivisa sul valore storico, economico e sociale della pastorizia, dell'alpeggio e della transumanza. Si parlerà di pilastri fondamentali non solo per l'economia locale, ma soprattutto per la salvaguardia idrogeologica del nostro territorio montano e per la trasmissione di tradizioni secolari che rischiano di scomparire. Sabato 25 luglio la tradizione rurale si fonderà con l'emozione della grande musica d'autore. Al calare del sole, alle ore 20, i pascoli aperti di Campo Croce faranno da naturale cassa di risonanza al suggestivo concerto Arie di alta quota. Le note e le melodie dei musicisti sono state pensate per risuonare sotto la volta celeste, regalando un'atmosfera magica, intima e sospesa nel tempo a tutti i turisti e agli appassionati presenti. Domenica 26 luglio sarà finalmente la giornata clou, il momento più atteso da produttori e buongustai. I riflettori si accenderanno sulla sfida gastronomica con lo storico concorso dedicato alle grandi eccellenze casearie del massiccio, il bastardo e il morlacco del Grappa, 2 formaggi che racchiudono nei loro sapori intensi i profumi delle erbe d'alpeggio e i segreti di una biodiversità straordinaria. Parallelamente la competizione si allargherà su scala nazionale, ospitando la 13ª edizione del prestigioso concorso dei formaggi italiani di montagna. Questa kermesse vedrà a confronto le migliori produzioni d'altura dell'intero arco alpino e della dorsale appenninica, giudicate da esperti del settore. A fare da splendida cornice artistica questa domenica di festa, i visitatori potranno ammirare gli scatti d'autore della mostra fotografica del maestro Walter Binotto. Le sue immagini, celebri per la straordinaria sensibilità tecnica, sono capaci di catturare l'anima più autentica, la fauna e i dettagli nascosti di questa natura incontaminata.
un fine settimana imperdibile fatto di sapori genuini, cultura antica e passioni autentiche vi aspetta ad alta quota. Facciamo un salto nel passato? Potrebbe sembrare tale se ci soffermiamo un primo approccio con l'avventura che proveremo oggi, anzi, della quale a vostra grande richiesta approfondiremo la descrizione perché l'abbiamo già conosciuta. Un salto indietro nel tempo di 50 anni lo faremo comunque davvero in questa nostra escursione nord-est, perché questa volta ripercorreremo in modo molto più agevole e a ritroso una strada immersa nelle Prealpi, che ho dovuto scoprire l'8 maggio del 1976, 2 giorni dopo le prime 2 drammatiche scosse del terremoto del Friuli. Sarà un modo per rievocare questa ricorrenza. Quel giorno, dopo varie peripezie e per fortuna senza danni o drammi personali, perché abitavo alle porte di Udine Sud, zona meno colpita dalle scosse, con alcuni compagni di liceo, del liceo classico, decisi di raggiungere Montenas, località come molte altre ancora completamente isolate in quel momento, per portare soccorso, se fosse stato ancora possibile, al nostro professore di filosofia, Pre Chico Placeriani, Don Placeriani, uomo di profonda cultura, poeta e scrittore, noto nel mondo. All'epoca stavo allestendo l'auto da rally, un'utilitaria molto diffusa destinata a trasportarmi all'università, per il momento in modalità muletto per affinare la mia esperienza alla guida, ma già dotata di una robusta piastra sottoscocca per gli sterati accidentali. Sarebbe stato questo uno dei motivi che mi ha spinto ad andare a cercare il nostro professore. Montenas si trova a pochi chilometri da Gemone del Friuli, a una quarantina da Udine. Gemone è un altro balcone panoramico, ma per arrivarci attraverseremo tutto il bosco dopo essere saliti nel Tarzento, Floipano, Magnalia. Arrivammo a destinazione dopo aver spostato rami e massi della strada e trovammo il nostro professore vivo intento a ripristinare la voliera per i suoi amati canarini che avevano ripreso a cinguettare, corroborato il professore della nostra presenza che gli anticipava l'arrivo dei soccorsi. Eravamo stati i primi. L'emozione di percorrere quelle strade affrontate allora nonostante gli abitanti di Stella, un balcone sul nord-est che vedremo ritratto nel nostro video, un bellissimo e splendido balcone per affacciarsi su tutta la pianura veneta. Gli abitanti incontrati sul percorso ci avessero, dicevamo, caldamente sconsigliato di evitare quella strada, ma anche la guida della nostra supercar sa generare emozioni, non soltanto quel percorso che avremmo rifatto. La potenza non è elevatissima di questa macchina, ma la sua destinazione e le rotazioni l'amplificano assieme a rumore profondo e molto tonico. È la curva di coppia soprattutto che rappresenta il valore aggiunto perché raggiunge i 550 Nm. Visto che è un fuoristrada importante, è utile nascondere che si tratta dei Neos Grenadier Trial Master Station Wagon. Ne avevamo già svelato alcuni aspetti, ma non eravamo scegli nei dettagli numerosi per ragioni di tempo, che in questo modello sono tutti presenti invece. Il motore del BMW, ma è stato scelto da questo miliardario inglese per spingere una macchina con una massa importante di oltre 3 tonnellate. Cominciamo ricordando che è a trazione integrale e permanente con 4 differenziali autobloccanti perché è fatta per andare dappertutto. Alcune parti importanti delle sospensioni e altre componenti sono realizzate in Friuli e nel nord-est. Quel maggio del 1976 questa macchina ci avrebbe consentito di arrivare alla nostra meta devastata dal sisma molto più rapidamente, perché Grenadier, in francese Grenadier appunto, è un soldato combattente, ed è stata voluta e realizzata apposta, fatta con elementi selezionati per essere pressoché indistruttibile, efficace e inarrestabile. Il motore a 6 cilindri automarcia è generoso e a suo modo performante. Il cambio automatico o manuale a modalità sport con le ridotte a 2 velocità, la leva del cambio con i comandi di intrattenimento gestiti da monopolone sono sull'ampio tunnel centrale e attorno come all'interno dell'abitacolo gli spazi da vendere. Mentre sul scotto è un piccolo display zeppo di spie di controllo dietro il volante. Il display invece presenta anche 4 pagine tecniche, tutte dedicate al funzionamento di questa supercar fuoristrada. Una è dedicata all'assetto con i dati raffigurati sul beccheggio, sulla forza centrifuga, sull'attitudine dove ci stiamo trovando, sull'angolazione delle ruote, sul rollio. Su 2 quadranti elettronici separati in questo schema rettangolare, rotondi in questo schermo rettangolare, con la sagoma del veicolo presentano le temperature dell'olio, del cambio, della scatola dello sterzo e di ogni pneumatico, compresa la pressione. Ma soprattutto la funzione Pathfinder che ci riporta se ci perdiamo per esempio nel deserto, anzi perdiamo la bussola, come si suol dire, ci riporta al punto dove siamo partiti grazie alla rilevazione satellitare.
I sedili sono i morbide coupelle di forza sportiva per il fuoristrada. Il pedale dell'acceleratore è l'ultimo step, il kick down, che invia alla centralina un comando per erogare la massima potenza, ma a parte questo, viaggiando a 120 km/h, come detto, consuma sempre 13-14 km con un litro, che è un consumo ragguardevole e molto buono per questo tipo di veicolo. È dotato di un dispositivo che controlla anche la velocità e la trazione, appunto per poter motivare e mobilitare questa massa così importante anche dove c'è molta meno aderenza. E si tratta di un mezzo di rotazione, infatti, anche per questo ha numerosi corpi speciali in molte parti del mondo. Avete sentito, come avete capito anche dalla concitazione della lettura, ci sono tanti dati, tante cose da raccontare, forse molte le abbiamo tralasciate di questa vettura molto particolare, ma adesso godetevi la vista, lo spettacolo del panorama da Stella sopra il 300, ma anche della Riviera Friulana con i campi pieni di grano. Buona visione! Ve l'avevamo promesso, era una novità, siamo volati in Texas, a San Angelo, negli Stati Uniti, per andare a conoscere Gianluca Pizzo e la sua West Texas Experience. Guardate un po'. Ciao, sono Gianluca, nato e cresciuto in Italia per grazia di Dio e texano per scelta. Ci troviamo oggi a San Angelo State Park, qui nel West Texas. Venite con me, vi faccio vedere la bellezza di questi luoghi. In questo punto ci troviamo sul punto più alto di San Angelo, un promontorio che fa vedere qui quello che noi chiamiamo State Park, che è un parco nazionale, in questo caso statale, perché è mandato avanti a livello amministrativo dallo Stato del Texas, non dal governo federale. Come vedete qui davanti a voi questi arbusti, questa visione semidesertica del panorama rappresenta la vegetazione originaria che c'era qui in questa parte del Texas. Si parla di arbusti o alberi mesquite, da cui gli indiani, sia gli Apache che i Comanche, affumicavano la carne ed hanno poi trasmesso l'arte del barbecue ai primi cowboy. Poi vediamo anche dei cactus, che in Italia li conosciamo come fichi d'India. Qui siamo a un'elevazione di 650 metri sopra il livello del mare, è un altipiano e se ci muoviamo più a ovest, già a 20 minuti da qui, il panorama da semidesertico diventa desertico e l'elevazione passa da 650 fino ai 2000, quando poi raggiungiamo il Rio Grande, che è il confine con Messico. Non sono un esperto di fiori, però questo è il Blue Bonnet, è il fiore simbolo dello stato del Texas. Durante questa stagione, insolita delle piogge che abbiamo avuto qui nel mese di aprile, possiamo vedere come è rigogliosa qui la flora. Ovviamente, essendo in un clima semidesertico, si parla di colori che vanno dal marrone al giallo, che sono i colori del deserto. Ora noi ci godiamo questo bellissimo colore verde. Allora, della flora ne abbiamo parlato prima, si parla di blue bonnets o altri tipi di fiori selvatici qui in Texas, di cactus, che noi qui li chiamiamo prickly pears cactus, che sarebbe il fico d'India. Poi ci sono alberi mesquite, ci sono le querci, una quercia autoctona qui del Texas. Poi per quello che riguarda la fauna, gli animali principali più importanti qui sono i volatili, si parla di avvoltoi, di falchi, di aquile, aquila anche con la testa bianca, la bald eagle, simbolo degli Stati Uniti. I bisonti sono allo stato brado, li possiamo trovare sia qui al Parco di San Angelo che in tutti i vari altri parchi qui in Texas, fino al Parco Federale del Big Bend. La ricchezza del West Texas, a parte il petrolio, è l'acqua, che è la fonte primaria di tutti questi ranch. Senza acqua non c'è vita, e qui a San Angelo l'acqua c'è, è nel sottosuolo, dove c'è la più grande falda acquifera del Nord America. Venite con me a vedere le nostre riserve d'acqua, la fonte di vita più preziosa.
San Angelo presenta 3 riserve d'acqua, 3 grandi specchi d'acqua, tra cui c'è questo, il Nass-Worthy, che è il lago artificiale di San Angelo, che è collegato con altri 2 importanti riserve d'acqua. Qui nel West Texas l'acqua è la risorsa principale per la sopravvivenza. San Angelo è attraversato dal Concho River, che poi lo stesso poi si confluisce nel Rio Grande, e San Angelo ha una grossa riserva d'acqua sotterranea. C'è una delle più grandi riserve d'acqua di tutti gli Stati Uniti, si trova sotto il Texas. Il Texas è ricco in petrolio, ma anche in acqua, grazie alla quale i nativi riuscivano a sopravvivere, e grazie a questa riserva d'acqua importante è nato il Fort Concho, e poi da Fort Concho si parla della città di San Angelo. Adesso, dopo tanta acqua e un po' di verde, vi porto io nel deserto e faccio vedere che cosa vuol dire il deserto qui in Texas. Venite con me. Benvenuti nel mio West Texas, dove molti di voi pensano che non ci sia niente, e noi di questa parte del paese diciamo che c'è tutto. Venite con me e vi mostro le bellezze di questa parte del Texas a voi sconosciute. Il Texas ha 9 zone climatiche e io sono di parte e mi piace il deserto. Questa parte del Texas sono the Sand Dune of Monahans Desert. Che vuol dire questo? Che è uno dei deserti più grandi del Texas, uno dei deserti di dune di sabbia più grandi di America, e qui c'è l'acqua. Il sottosuolo qui c'è l'acqua, è stata scoperta da un certo signor Monahans di origine irlandese, grazie al quale la ferrovia a metà dell'800 è potuta arrivare in questa parte del Texas, perché senza acqua, treni a vapore, non si potevano muovere. Adesso andiamo a vedere un paesaggio che sembra essere preso da un paesaggio di guerre stellari, dove sembra che non ci sia niente, ma è pieno di vita, pieno di rettili. Ovviamente siamo nel West Texas, quindi si parla di serpenti a sonagli, copperheads e altri animali, lucertole, e tutto un microclima unico e particolare. Nel capolavoro di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo, c'è un'ambientazione, anche se il film è stato girato tra l'Italia e la Spagna, c'è un'ambientazione nel deserto. Mentre noi vediamo un piccolo scorcio, perché l'Europa non regala deserti di questa vastità, la storia in sé viene ambientata durante la guerra civile, in una parte tra il Texas, l'Arizona e il Nuovo Messico. Ci sono solamente 2 posti dove le battaglie tra nord e sud, qui nell'ovest, sono state combattute. Sono battaglie che non hanno avuto significato. L'ambientazione del genio di Sergio Leone parlava di una guerra nel deserto, e c'è stata una battaglia proprio qui, nel deserto, dove nel romanticismo di Sergio Leone diceva che neanche la guerra usava tanto a passare dentro una fornace lunga centinaia di miglia in mezzo al niente. E questo è il deserto del Monahans. Siamo a quasi 3 ore da El Paso, l'ultima città a ovest del Texas, dopo la quale entriamo nel territorio del Nuovo Messico o se andiamo a sud del Messico. Questa è una zona che a me personalmente dà pace, c'è una bellezza unica e non si può fare a meno che ammirare la vastità degli spazi e la sua bellezza estrema. Le temperature durante il giorno superano oltre i 40 gradi nella parte d'estate, il giorno in inverno non siamo mai sotto i 30, solamente in alcuni casi molto rari la temperatura qui scende sotto i 30 gradi. La notte, essendo nel deserto, fa quasi freddo, non in estate, e qui si parla di un forno che c'è sia in estate che in inverno. L'estate che vedete qua è stata attenta ai serpenti. Io raccomando a tutti di venire a visitarlo questo posto perché è una bellezza unica. Spero siate d'accordo con me.
Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 29 del periodico 17 luglio 2026. Le olive stanno crescendo e hanno già completato l'indurimento del nocciolo. Andiamo ora a verificarlo. Come avete visto, durante la sezionatura abbiamo dovuto eseguire una notevole pressione. Ora noi vediamo che il nocciolo si è ben formato, si sta lignificando completamente ed è iniziato il secondo ingrossamento della polpa, proprio da questa parte. L'olivo andrà a depositare all'interno delle cellule che formano la polpa zuccheri e successivamente, ma tra qualche giorno, inizierà anche la trasformazione di questi zuccheri nei primi grassi e così gradualmente si attuerà la maturazione delle olive. Da un punto di vista fitosanitario entriamo in un momento particolare per la difesa contro la mosca. Come vedete abbiamo una dimensione sufficiente ad accogliere ovodeposizione, le olive hanno un verde brillante e adesso nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci e alla settimana prossima. Termina qui la puntata di Verde a Nord-Est. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube, naturalmente in streaming sul sito www.verdeanordest.tv e se volete scriverci la mail è redazione@verdeanordest.tv. Non serve che vi dica che dovete seguirci durante la settimana sui nostri social e l'appuntamento in TV prossima settimana, stessa rete, stessa ora, non dimenticatelo.